Benvenuti amici, qui c'ho l'unicorno oggi, in questo nuovo video della serie Missione Mille Punti. Siamo qui con Stefano, ciao Stefano, Ciao, ciao Cristian, ciao a tutti. come sta andando? Aggiornaci un pochettino che siamo sempre qui tutti curiosi di sapere. Molto bene, molto bene. Sono stati giorni produttivi, ho fatto belle partite. Ehm, una te l'ho mandata, Sì, le altre non ce n'è una in particolare cioè mi sento semplicemente più sicuro, o perché mi hai incoraggiato tu l'ultima volta, o perché con le lezioni che mi hai dato, i consigli che mi hai dato, qualcosa va meglio, quindi mi sento più sicuro. Cioè già in apertura vedo che sto sempre un pochino meglio rispetto sì. agli avversari. Sì, sì, questo l'abbiamo notato, quindi è ovviamente il sintomo veramente che ne sai di più. E ho dato una sbirciata in anteprima alla partita che mi hai mandato, che adesso la vediamo insieme ai nostri amici. Gioiellino. Allora, tu, Gioiellino. tu hai detto che quella è poesia, mi hai scritto su WhatsApp. Se vuoi ho anche, Poesia, come se vuoi direbbe. se vuoi ne ho una che è una storia dell'orrore, invece. No, Vabbè, te no, la si faccio. passa da... Lo leggevi di piccoli brividi? Erano quei... Lo leggeva il mio compagno di banco. Sì, sì. Va bene, va bene. Dai, allora andiamo subito a vedere la partita che ovviamente come un babbo l'ho chiusa, ho detto la tengo aperta, invece l'ho chiusa, fammi recuperare 2 secondi. Eccola qui. Bene, condivido lo schermo così potete seguire tutti. Ecco qui. Bene. Allora, in questa partita era il bianco. Mm. Quindi di 4 di 5, fin qui ci siamo. Cavallo F3, C6, fin qui ci siamo. E 3. H6, perdita di tempo. Fiere di 3. Cavallo F6, C3. Ecco, posso Sì, chiederti, qui C3 serviva o in questo caso, visto che ormai il cavallo non lo metterà mai lì, non lo metterà mai in allora, C6? magari non serve subitissimo adesso, per esempio, magari avresti potuto giocare cavolo BD2 anziché quella, però alla fine serve sempre. Allora, è vero che lui ha giocato C6, però vai a capire cosa c'è nella mente dei giocatori. Metti caso che questo un giorno ti gioca C5, ovviamente potrà giocare C5 subito, quindi perde un tempo facendo C6 e poi C5. Ma metti caso che questo un giorno gioca C5, C3 la devi avere per creare la ritirata all'alfiere, perché se no ti arriva questa, no? Sì, sì, sì. Quindi è poco probabile che lui avanzi in C5 se ha giocato C6, perché altrimenti veramente significa perdere un tempo. Però, quindi questa grande urgenza di farlo subito non c'era, perché se c'era il pedone C5 l'urgenza c'era subito. In C6 la grande urgenza non c'è perché un po' di strada deve ancora fare, però prima o poi comunque sì, penso che andava fatta, quindi cioè, non è un problema. Allora, BD2, C5, e infatti l'ha fatta, alla fine, alla fine l'ha fatta. Quindi questi sono i due tempi che ti ha regalato gratis. Uno è da C6 a C5 e l'altro H6. Infatti è in grave ritardo di sviluppo, sei già messo molto bene. Qui ti ha fatto il regalo. Noi abbiamo sempre detto che se va di incastro ci fa il più grande regalo perché si viene a creare questa struttura dove lui dovrebbe attaccare di qui e tu attacchi di qui e ovviamente il piano E4 tipico del Colle qui diventa veramente l'unico piano possibile, cioè è l'unico modo per fare qualcosa. Vediamo cosa succede. Cavallo C6, E4, cattura, cattura, cattura. Qui avevi l'imbarazzo della scelta se catturare questo o questo, però sì, no, c'hai sotto anche il cavallo, quindi bisogna catturare quello. Tra l'altro, sempre con questa idea. Questa spinta qui ti suggerisce qualcosa? Indebolisce sempre. Cioè, intanto non ha sviluppato i pezzi, poi indebolisce l'arrocco se voleva arroccare da quel lato. Sì, e cosa? Mi dici quali caselle in particolare ha indebolito questa spinta? Non c'è più G6, Sì, non è più protetta. qui c'è un mega buco, quindi magari, vabbè, adesso non si può, però magari c'è questa manovra in futuro, ebbene, e l'altra E, casa che si è indebolita? beh, c'è il pedone che è arretrato, Esatto, ha creato un pedone arretrato. Questo E6. pedone era forte, questo pedone debole.
perché è attaccabile da pezzi ed è difendibile solo da pezzi, quindi è debole e ovviamente ti ha creato poi anche il buco. Poi ho visto che ci metterai qui il cavallo, che è sicuramente la posizione migliore per quel cavallo, quindi si è fatto 3 danni, si è indebolito G6, ha indebolito E6 rendendolo arretrato e ti ha creato il buco qui, dove questo è un avamposto. Bene. Donne 2 credo che sia la ritirata migliore. Altre alternative cos'erano? Venire qui, però magari prendeva spazio e ti rompeva le balle veramente. Qui vai a cambiare le donne, ma non le cambierei perché sei in vantaggio dinamico. E 3 sul nero. Ma secondo me questa era la ritirata migliore. Ti dico Donna che di 5. da qui in poi ogni mossa l'ho riflettuta parecchio, cioè l'apertura Sì, 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 sono d'accordo perché qui poi... diciamo, vabbè, a parte l'arrocco che adesso fai, sono d'accordo. Cioè adesso è il momento di creare i famosi piani di gioco, cioè nel senso abbiamo tutti i pezzi ben messi, che si fa? Torre 1 mi piace tantissimo perché comunque crei sempre pressione su questo pedone, ricordiamo debole, quindi va benissimo. Lui continua a perdere tempi e B3 mi piace. B3 mi piaciucchia mica male, mi piace. E ovviamente, se lui dovesse mai catturare così, cosa che non fa in partita, C'è la aumentiamo fine. ancora sempre Esatto. la pressione su quel pedone. Lui sostiene B per C4, così, cavallo di 2, ok, trovato il punto debole, stai mettendo tutti gli attaccanti, lui difende per quello che può. Ok, qui questa manovra, ok, per centralizzare il cavallo qui, giustamente. Porti con quel cavallo lì. Ora, il cambio delle donne è vero che sarebbe da evitare, ma in questo caso è buono perché hai questa torre che è mostruosa, mostruosa. E qui questo è Beh, sospeso, quindi c'è sia idea di inchiodature, sia anche un semplicissimo attacco doppio che come minimo ti fa guadagnare un pedone e con quella coppia di alfieri lì è devastante. Qui gioca cavallo a 5, beh, fa qui ha l'errore madornale e sbagliato. perde, ma anche se lui avesse, non so, giocato alfiere B7 o alfiere D7, no? Per sviluppare un pezzo e difendere il cavallo, io credo che qui sia idea di Dio. Intanto c'era questa, doppio attacco qua. Non so, magari c'era questa e credo che semplicemente questa dovrebbe andare bene. Se non mi sfugge qualcosa, così l'alfiere andrà in A3, l'alfiere in A3 è un mostro e questa è vinta a livello strategico. Prima o poi mi aprirei un buchettino per il re, onde evitare cose spiacevoli, però questa è bella, bella. Ho visto che hai fatto quasi il 97% di precisione. Sì, su Bellissima 22 partita. mosse. Bella, 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 bella. Nulla da dire veramente perché l'hai giocata bene. Cioè, ti sei sviluppato bene e dopo lo sviluppo hai capito quali punti attaccare. Che, cioè, una volta che uno capisce quello, ha vinto, ha risolto gli scacchi. Bene, allora vogliamo vedere le ultime partite. Ok, Allora, ce vedo. n'è una persa in cui ero il nero ed è una 15-10. Se trovi quella Ok, ti fai due risate. ok. Non mi ricordo con chi Ok, era, facciamo ma... che apro le ultime, dai. Apro questa, questa, questa. Questa qui, questa è quella di oggi, 95.1 è nuova, questa? Apriamola, eh, apriamola, apriamola. non ne ho idea. E apro anche questa giornaliera. Vabbè, ce la vediamo un po', dai. Allora, qui eri bianco sempre? Mamma mia, Chris. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ottimo. Non so se avrei No, catturato, no. perché mi Questa aspetto l'ho che... persa, vero? Sì, Allora, l'errore è stato catturare. ok, Poi io ok. mi sono fatto la revisione e ho capito che l'errore madornale è No, no, stato... infatti non devi catturare. No, no, Eh, no, non devi. Anche perché c'è questo bellissimo alfiere che non vede l'ora di uscire in esatto. un tempo. Ok. Questo sai che non me lo sarei fatto fare, eh? Non so se ti è E infatti, sfuggito. e questo è l'altro errore. E questo è l'altro Ok. errore. Sì, perché poi c'è il pedone isolato, no? Dopo questo. E Esatto. qui c'è il pedone doppiato. Quindi qui avrei giocato sì alfiere G3, penso. Sì.
Sono quelle imprecisioni lì che poi a lungo costano. Vediamo se lui cattura Sì, l'alfiere, sì, lo prende, sì, esatto. Questo pedone purtroppo è molto debole e probabilmente anche F4 cadrà a breve. sì. Cattura, cattura, ok, riesce a tenere qui, ma lui ha due attaccanti. È tosta, tosta, Sì. tosta, tosta. Qui il re al centro, cambia le donne. È vero che ha solo un più uno, eh? Attenzione, solo un più uno. Forse si riesce a tenere. Vediamo come è andato il finale. È vero che non puoi più arroccare, ma a questo punto arroccare ci interessa poco. Adesso c'è questa minaccia. E credo che la difenderei. Vediamo se la difendi come ci ho in mente io. Ok, Questo re al qua. centro, onesta, onesta, re al centro che può andare anche onesto, onesto. Tu cosa avresti fatto? Credo che avrei fatto per il principio di attività questa, che contrattacco qui, è vero che si può prendere questo, ma contrattaccando qui entro in settima. Mm, Quindi sì. credo che, non so, attiviamo il motore, Allora, re 2, ok. Torre C1, sì, torre C1 la prima. Sì, l'idea è sempre di avere attività, no? Ma questa che Sì. hai fatto tu non credo che sia sbagliata, re di 2 è sbagliata. Sì, perché lo fai arroccare con scacco, questa è l'unica cosa che non piace particolarmente. Mi piace più Re 2, cioè bloccando l'alfiere, incredibile. Va bene, se c'è qualche GM all'ascolto che sta guardando questa partita, ci dovrete spiegare Che è Re 2. interessato alle mie Forse, partite. sì, esatto, esatto. Forse perché lo vuole mettere qui. Scusa, proviamo a... giusto per... Vabbè, non si capisce niente, non riesco a capire. Sì, torre C1 in caso di questa, c'è questa qui, e secondo me un po' di giochino ce l'hai. Però, ripeto, Sì. di 2, scacco, ok. Quel cavallo, che noia, che noia. Alfiere contro cavallo. Ecco, non Sì. mi è piaciuta questa ritirata di cavallo, scusa, di alfiere, No. perché poi se per farlo uscire devi fare come minimo questa, che secondo me è una mossa buona questa, però forse qui o qui stava meglio, come a livello di diagonali che copre. Ah! Ah! Questo è stato, secondo me, l'ultimo errore. Allora, per il principio della solidità, questi in catena si difendono tutti a vicenda. Questa secondo me era buona. Nel momento in cui giochi G4, metti caso che lui ti cattura, non lo farà mai, eh. Ma metti caso che ti cattura, ti rimangono questi debolissimi. Infatti. No, terribile. Sì, sì, questo poi è destinato a accadere. Secondo me, allora, arriviamo qui. Attivo la valutazione. Ok, dà tanto vantaggio per il nero perché in teoria gioco corretto il nero vince. Ma secondo me, giocare un finale di questo tipo ai nostri livelli non è detto vittoria forzata per il nero. Il nero che cosa ha? Ha una maggioranza sull'ala di donna, un 3 contro 2. Però noi ci abbiamo il re, quindi... E qui è un 4 contro 4 dove il suo è un attimino migliore perché noi abbiamo dei pedoni doppiati. Però non è che, secondo me non è persa come posizione. Secondo me con G3 resistevi più a lungo e forse pattavi anche. Sempre stare molto solido. E poi sempre il principio che se hai l'alfiere bianco, metti i pedoni sul nero e, e tutto dovrebbe andare bene in genere. Ok, ok, non ti preoccupare per questa. Quindi è stato qui, è stato sì, colpa della struttura pedonale questa l'hai persa, perché da qui si è indebolita la struttura e anche in questo finale qui c'era il modo per salvare la struttura con G3, ma e qui si è indebolita ancora. E infatti poi questo cade matematico. Va bene, occhio occhio alle spinte di pedone, eh. Bene, vediamo qualcun'altra. Questa, mamma mia, riderai. Preparati. Prepara i popcorn. Ok, ok, ok. Tutto bene? Cioè, secondo te si può perdere? Con tutto quello che mi hai insegnato, secondo te la potevo perdere? Aspetta, aspetta, questa come si gioca? Come l'hai giocata Questa... tu? Sì, Sei sicuro?
Ti dico che se l'alfiere era qui si giocava come ti dicevo io, ma se l'alfiere è qui... Ah, cioè lo mangiavo semplicemente. Bravo! Ah, Quindi ripassone giusto per anche gli amici che sono a casa. Su Alfiere C4, questa è la trappola famosissima che abbiamo visto. Su Alfiere B5, questa è una trappola che ci siamo inventati noi, cioè non penso esista nella teoria. Perché magari potrebbe ingolosire e perde un pezzo. Quindi il 99% dei casi ti fanno questa. Quell'1% dei casi che ti fanno questa, perdi il pezzo. E credo che sia partita vinta questa. Dopo questa valutazione, ok, sì, partita vinta. Credo che non funzioni il giochino. Ah no, però aspetta, scusa, tu comunque hai... eh Tu sì, comunque hai un doppio attacco, eh? No, comunque non è male, non deve essere valutazione. No, stai mica male anche qui, eh? eh sì. No, no, non avevo visto. Che cacchio. Vediamo un po' cosa succede. Wow. Ok, ci sta, ci sta, ci sta. Bene, pezzo in più. Ora devi Qui ho essere solo un, strasolido. qui ho solo un +1, com'è È possibile? solo un più uno perché si è Sì, preso un po' di pedoni lui. Si era sì, preso un pedone che era qui e poi adesso ha sacrificato l'alfiere per il pedone. ok. Quindi ha due pedoni per il pezzo alla fine. Ok, attacco di scoperta. Gli attacchi di scoperta sono sempre infami. Beh, donna per G2. Ottimo. Mi devi spiegare veramente come hai fatto Non lo a so, non perderlo. lo so. Scacco mi piace. Per il principio della solidità, donna F3 avrei giocato. Cambio le donne. Sì. Poi magari non l'avrebbe cambiato, avrebbe giocato donna di due, però almeno ci avrei provato. Però questa forse è la migliore del motore perché gli fai perdere l'arrocco con scacco, quindi va bene, cioè qui non c'è nulla da temere. Ok. E anche qui c'è una mossa migliore di questa che hai fatto tu, vediamo se la vedi. Nel frattempo che ragioni, Ste, è arrivato il momento della pubblicità. Eh sì, tanto Ragazzi, qui in libreria, in libreria. puoi farlo di nuovo perché io intanto Vai ancora... tranquillo, ragionaci, vai tranquillo. Mossa Allora, migliore per il nero. cioè non mi viene... cambiare le regine a questo punto è facilissimo. Non so se quella è una mossa migliore, sinceramente. Per Ok, esempio, quindi giocheresti per esempio a cambiare le regine? regina in F3. Ok, scacco e sono obbligato a cambiare le regine. Bene, allora, ottimo. Qui hai giocato giustamente cavallo F1, una torre per il cavallo è sempre meglio. Ti voglio far notare due possibilità secondo me che erano leggermente migliori. La prima è... No, questa me la devi trovare, non te la dico. Che è simile a quella che hai fatto tu, è simile. Mm. Ci sto pensando mangiare la torre con la regina, Certo. però la regina si mangia il cavallo in quel caso, poi io mangio la regina, cioè sarebbe un cambio di regine più la qualità. Bravo, mentre se mangi di cavallo è solo qualità, senza il cambio di regine. Cioè, Questo è molto difficile da vedere perché uno vede lì la regina che va a sacrificarsi per una torre e sembra brutta alla fine, però alla fine di ciò spariscono dalla scacchiera questo è questo e questo è questo. ti dico che il problema è stato che non ho scambiato le regine. Esatto, ma... Ah, esatto, ecco, immaginavo, se tu togli la regina mi togli proprio l'offensiva. Ma stavo vedendo che qui c'era forse ancora di meglio.
questo scacchino qui, con re costretto ad andare da una delle due parti qualsiasi, portava... Ah no, scherzo, no, scherzo. Perché su re qui c'era questa e qui perdeva la torre secca, non perdevi il cavallo. Questa era buona, però stavo vedendo che in effetti può andare qua e sul cambio in realtà ritira la torre e hai cambiato solo le regine, non hai guadagnato niente. Quindi niente. No, credo che la migliore allora era questa. Donna per F1. Cioè, Sì, quindi quando inizi ad avere un po' di vantaggino di materiale, se riesci a scambiare matematicamente le donne, lo farei alla grande. Guarda, forse anche questa che non guadagni niente, scambi solo le donne. sì. Ti Sì, sì, dico, mi sì. sentivo talmente sicuro di me stesso che... Ok, ok. Oddio. Come fa? Cioè qui c'hai più 8 di materiale. Più 8 di materiale mi fa solo paura, poco che la regina inizi a avere poche case di ritirata, no? Questa è l'unica paura che inizio a vedere, però mi sembra anche improbabile che lui possa mettere attualmente una torre, quindi diciamo il mio senso dell'allarme mi dice occhio che la regina potrebbe rimanere intrappolata, però lui non è che abbia tutti questi pezzi per intrappolarmela, c'ho un sacco di pezzi a casa, c'ho il re esposto che per fortuna ha le colonne centrali chiuse, però magari qualche zig zag inizia. Quindi forse qui penserei veramente a mettere al sicuro il re, tipo mettere un alfiere davanti, un cavalluccio di fianco, magari gioco C6, lo nascondo qui dietro. Così probabilmente l'avrei giocata. Vediamo un po' cosa succede. Nella G4 scacco e quando si dà scacco è difficile che si sbaglia. Ok, qui rafforza la struttura pedonale. Bravo. Ok, ok. Bellissima. Ok, c'ha questa, giusto, giusto. Questa era bella. Sì. Va bene. Ok, rottura di scatole sulla donna. Ok, si mangia quello, ok. Va bene, tutt'altro che persa. Ok, ok. Vediamo se si può cambiare la torre, tipo così. Mm. Ok, crei la via di fuga per il re. La Sì, fregatura è che non puoi andartene altrimenti cade il cavallo. Quella è la fregatura. sì. Doppio attacco su quel cavallo. Qui urge, credo, regina in difesa. Ok. Qui... Che culo che c'ha questo, però posso dirlo. Ah, cacchio, è anche questa, immediately. Matto, credo. eh, Quasi matto. Ah, ok. Ah, mamma mia, peccato, mamma peccato. mia, Ok. mamma mia. Ok, partita stravinta qui e sono questioni di gestione. Ripeto, questa è bella, sì, in effetti questa è bella per lui, poi non l'avevo vista neanche io come risposte 4. Qui probabilmente me la sarei giocata così subito, ma però così subito c'è sempre la torre che poi si mangia qui. Cioè vorrei cercare di dargli meno controgioco possibile a quest'essere. Meno controgioco possibile. Ma forse anche una... Ah, no. È difficile, cioè, sono quelle posizioni lì che sono vinte, ma poi sono difficili. Ah, c'è anche questo, eh. Però mi sembra strano andare a promozione con tutti i pezzi a casa. Vediamo qui cosa dice il motore come linea. Che cosa si gioca qui? Donna G6, ok, si ritorna in difesa, retrovie. Re in E8 e Donna H3 era l'altra. Sì, ritornare un po' in difesa con la donna forse era la cosa migliore. Donna Sì. G3, qui ti E arriva cominciare torre, da zero. torre tutta la vita e provare, non so, così. Così copriamo questa diagonale bianca degli scacchi. Mm. Penso a una roba del genere. Sì, senza fretta. Senza fretta. Non è facile, correre così scoperto. E qui sei in ritardo di sviluppo, è evidente. Quindi non è facile. Ok, valutazione stravinta per il nero, ma umanamente parlando non è facile. Quindi ci sono quelle posizioni incasinate dove non è facile. Quindi qui ti dico, l'è persa, ma
Ok, eri in grande vantaggio di materiale, ma non vuol dire niente. A volte puoi avere più 8 punti come in questa partita. No, no, questa qua non è così grave come pensavi, perché era Secondo, difficile. secondo me sì. Ho Ok, capito. se cambiavi le donne, sì. Eh, Però arrivati a questo punto da gestire è tosta, eh. Da gestire è tosta. Vediamo quest'altra. Qui del bianco. Ottimo, ottimo. Ok, ok, ok. Allora, qui, esatto. Ok, esatto, volevo arrivare proprio qui. A questa struttura qui di pedoni 10 che si guardano così, in genere deriva da una difesa che si chiama Tarrash, difesa Tarrash, dove il nero se ne sbatte e gioca C5 anche lui. Qual è il problema? Che questa struttura qui crea matematicamente o al bianco o al nero un pedone isolato. mhm. E in questo caso, se catturavi col pedone, lui prima o poi ti avrebbe catturato qui. Questo qui che ti sarebbe rimasto sarebbe stato isolato. Non so se l'hai fatto questo ragionamento. Sì. Ok. Ogni tanto ragiono. Ottimo, ottimo, ottimo. E abbiamo sempre detto che il pedone isolato, diciamo, è principalmente una debolezza, poi o quelli forti lo sanno sfruttare anche a loro vantaggio, eccetera. Ma abbiamo anche detto, dimmi, correggimi se sbaglio, perché queste cose le dico magari talmente tante volte che non mi ricordo se era in un video con noi oppure no, che se al centro devo decidere se catturare con un cavallo o un pedone, 9 volte su 10 catturo col pedone. Perché in genere quando catturo col cavallo, e non è il caso perché adesso c'ha il tempo sull'alfiere, magari lui ha il tempo di spingere 5, quindi controlla meglio il centro e noi dobbiamo scappare col cavallo. Quindi in genere questo è il problema. E qui con pedone di 4, dopo la cattura, questo è isolato, ma è anche vero che la cattura di pedone libera questo alfiere. Ok, ti ritrovi a giocare col pedone isolato. Io, guarda, tu sai che sono un giocatore iperconservativo, ipersolido, rischio zero e odio giocare col pedone isolato, ma qui credo che la migliore era autoisolarsi, proprio per evitare di andare al centro col cavallo e di rimanere chiuso con questo, che poi questo per carità può andare in fianchetto, non è chiuso. Secondo me, se adesso attivo il motore, anzi magari mi smentisce anche, sono entrambi giocabili. Andiamo in analisi perché voglio vedere se che cosa consigliava di fare in questa situazione qui. Nessuna di tutte e due perché diceva C per D5. C per D5. Ok, no, cavallo per D4, seconda scelta, quella che giochi tu. Niente, niente, ti ha dato ragione. Questa qui gli piace molto poco. Ok, non si vuole isolare il pedone, niente, niente. Come non è, cancella tutto ciò che, che ti ho detto, segui i principi, va benissimo. Cavallo per Forse, D4, forse per tempo via su... dell'alfiere. Sì, Per per via il tempo, dell'alfiere. sì, sì, Non ci probabilmente fosse sì. stato l'alfiere, forse. Sì, probabile. Vediamo, facciamo la prova. Tipo così, così, così. Tocca al nero. Così, così. Ah, tocca al nero, abbiamo detto. Vediamo se è vero. Sì, è per D4, sì. Ah, Prima. vedi? Ah. Sì, sì, sì. Attenzione, C per D4. Ah, sono due modi di giocare, uno non esclude l'altro, però sì, questo è quello che sapevo io. Di norma anche a costo di isolarti il pedone. Per esempio c'era Spassky, che era l'acerrimo rivale di Bobby Fischer, lui era un grande giocatore di pedoni sospesi, isolati, cioè lui le ricercava quelle posizioni perché il giocatore che ha il pedone isolato come regola, come principio, devi giocare in modo stradinamico, sacrifici, tatticismi e quindi è l'unico modo per rimanere in vita e devi creare problemi, non puoi giocare solido col pedone isolato, quindi trovi proprio il giocatore che gli piace questa posizione. Ma andiamo nella tua posizione, scusami se ho divagato così tanto. Cavallo, tempo sull'alfiere, alfiere si sposta, cavallo C3 ottima. Ok, tempo sul cavallo che Eccolo. ritorna a casa. Come ti sembra questa mossa che ti ha fatto lui adesso? Fastidiosa?
Beh, è fastidiosa perché adesso mi devo comunque Sì. spostare col cavallo. Penso quasi per forza. Sì, per forza. Sì, sì. E d'altra parte il pedone di 5 è già doppiamente attaccato da me. Direi anche triplamente. Triplamente. Quindi, pedone di 5 è diventato arretrato dopo questa spinta. E in più, E in più? è vero, ha guadagnato spazio perché ha invaso la tua metà campo, va bene. Però dimmi qualcosa in più dalla nostra. Pedone arretrato e forse non protegge più, cioè Sì? Sì? non ha più non protegge più di 4 Sì, di e... 4. Avantpostone. Mm. Ci metti il cavallo, cioè questa è buona per lui. Perché quando i pedoni sono uniti controllano tutte queste caselle. Dopo questa ti ha creato il buco. E in più c'è un'altra cosa brutta che ha fatto con questa un po' più sottile. Vediamo se riesce a dirmela. Perché ancora una volta questo pedone non è buono per lui? Perché si è chiuso l'alfiere. Bravo, bravo, bravo. Sì, vediamo valutazione del motore. Dopo la spinta. Aspetta, qui siamo messi così. Sì, terza scelta del motore, ma dà un grande vantaggio da 0,70 a 1,54. No buona, no buona. Ok, ti gioca i 4, cavallo di 4, ottimo. Domanda, se ti faceva cavallo C6, gliel'avresti preso quel No, non cavallo? credo. Non credo. No. No, non penso. Ok, diciamo che così gli rafforzi un po' il centro, Sì, no? Anche se poi calcolando, alla fine dovresti vincere tu comunque il così, cambio. giusto. Quindi, ok, ok. Era Diciamo che se buona. non ci fosse stato questo vantaggio di pedone che avresti avuto, non gliel'avrei catturato neanche sotto tortura perché gli rafforzavi questo pedone che è debole. Però comunque non è andata così. Lui ti gioca a cavallo F6, donna B3, bellissima. Mm. Bella, bella. Bella, bella, bellissima. Lui è stradebole sulle case chiare, stradebole. Qui c'è il mondo secondo me. Qui c'è il mondo, cioè da alfiere C6, da cavallo C6, da... c'è tutto, secondo me c'è tutto. Ma questa l'ho persa. Anche un semplice arrocco, anche un semplice arrocco. Cavallo C6, esatto. Bene. Adesso la regina qui mi fa venire solo in mente di mettere una torre qua. Questa è la cosa. Ah, attenzione però. Mm. Mm, 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 mm. Sì, perché sembra una mossa di sviluppo, no? Che mette in comunicazione le torri, ma allo stesso tempo ti attacca. Ok, ogni tanto anche a me scappano queste. Eh, ok, ottimo, ottimo. Tanto la regina è difesa sia dall'alfiere che dal cavallo stesso. Qui puoi tornare un attimo indietro? Sì, Ah, ha minacciato la regina. Ok, perfetto. sì, sì. Ok, adesso c'è questa che rompe le palle in una maniera Sì, incredibile. sì, Non sì. so neanche se si può evitare. F4. Infatti. Porca vacca. Eh, No. ha giocato bene, ha giocato bene. E non so se si poteva evitare questa. Porca vacca. Sì. Allora, qui come ti saresti difeso da questa se l'avessi vista? Esatto, che dovevo vederla intanto. Ehm,
sai cosa? Io qui ero tantissimo concentrato su come Sì, mettere. sì, Hai già capito? sì, sì. Lo diciamo anche agli altri o ce lo teniamo per noi? No, che sei concentratissimo sull'attacco e su come sviluppare questo alfiere. Sì, esatto. E io volevo provare a mettere il mio cavallo in E7 e dare uno Sì, scacco al re, non so. sì, 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 tra Niente, torre, sì, 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 sì. mi sono perso. Ma infatti Non lo anch'io so. non l'ho vista subito questa, l'ho vista dopo perché anch'io ero straconcentrato perché qui c'è tanta roba bella, no? Quindi, però in effetti su ogni mossa devi chiederti perché l'ha fatta. A volte è una mossa di sviluppo normale e lì, però questa è sì una mossa di sviluppo ma anche proprio concreta. Allora, in genere, ti dico, in genere, se questa non la vedi, qui non perdi la partita perché togli via il re. Solo che qui aveva un botto di attaccanti, cioè aveva anche volendo anche, aveva un botto di robe. Qui non so se c'è difesa. Adesso ci ragioniamo insieme 2 secondi, poi attivo il motore perché c'è questa che è fortissima. Cioè lui banalmente minaccia questa, tira via l'alfiere e matto con Regina H2. Mhm. È solo che hai i pezzi di qua tu e questo è bloccato. Questa è la fregatura. Ah, forse c'è. Forse lo sto vedendo. No, scherzavo. Scherzavo. Avevo visto che c'era la manovra cavallo E2 che tornava un po' in difesa e cavallo F4 G3. Ti faccio vedere una cosa, questa è un'altra cosa. Sai tipo nell'esempio di prima, nella partita di prima quando tu hai mangiato in F1 col cavallo e ti ho detto se mangiavi con la donna scambiavate anche le donne? Ecco, questo è un altro bug mentale che spesso l'essere umano non vede. Allora, fai finta che qui non c'è l'alfiere, ok? Mhm. Mossa al bianco. Così. Ma qui c'è un cavallo, eh? Qui c'è un cavallo, non un alfiere. Regina qui che dà attacco a raggi X, qui c'è il cavallo. Tu dici, Mhm. porca vacca, adesso mi fa l'attacco a raggi X. E io gioco cavallo F4. Tu dici, porca vacca, adesso toglie il cavallo e mi fa l'attacco a raggi X. Non funziona, perché se lui toglie il cavallo, è finito l'attacco a raggi X. Mm. Quindi Giusto. esiste anche questa difesa, cioè nonostante sembra che il cavallo ci metta 10 anni ad arrivare qui in difesa o a fare qualcosa, in realtà, ripeto, se questo non è un alfiere, questo attacco che sembra così forte non funziona perché nel momento in cui lui ti fa lo scacco, tu elimini il pezzo che fa scacco ed è finito il problema. Ok, non funziona adesso perché veramente il cavallo non fa in tempo e questo è un alfiere e può mangiare il cavallo, quindi la fregatura è che io metto il cavallo qui o qui, lui mi fa alfiere G3, scacco e si è preso anche il cavallo. Non so se c'è difesa qui, non lo so, amico motore. Donne 2 si torna in difesa. Ah, ok, intanto gli impedisci di venire qui, ok. Ecco. Ok, donne 2. Donna G5, ok, penso per venire qui a fare lo stesso giochino. Re per H2, però sì, non penso che una persona normale ti avrebbe giocato questa. Wow. E qui devi dare la donna, perché è matto imparabile. Wow, va bene, non penso che una persona normale avrebbe visto questa, che ti regalava l'alfiere. Ok, ok. Che dire di questa partita? Giocata secondo me benissimo. E qui dopo questa precipitato tutto. In genere non accade, non accade questa roba qui. Però aveva proprio una combinazione dei pezzi messi in un modo che poi gli è andata bene. Anche questa non è grave. Anche questa non è grave. Ora sembrerò di parte, ma Sì, mi pare. vai così. Questa è la partita che abbiamo visto prima. E questa è quella giornaliera che hai vinto sempre, mi sembra. Ah, scusa, sei il nero. Infatti ho visto i 4, ho detto, cosa sta facendo Stefano? Eccola qui. Ah, forse questa l'avevi iniziata tanto tempo fa, Mm, mm, mm. perché forse a quest'ora avresti giocato subito questa senza pensarci. Però questa è strasolida, cioè questa è strasolida. Bella, bella, bella. Bella anche questa. Ah, pensavo che glielo prendevi questo.
So che avevi messo il cavallo qui per prendergli l'alfiere. Me lo chiedo anch'io, perché ho messo il cavallo Forse hai lì? detto tanto c'ho tempo di prenderlo dopo. Cioè, oddio, lo può ritirare anche qui, poi pian piano apre i pedoni e si libera. Ok, adesso giochi di 4 e ti dico che non mi piace. Vediamo se mi sai dire perché di 4 no buona. Perché così poi la mia catena punta verso la di donna? Non tanto per quello. Perché, beh, lascio un pedone in presa. Ah, giusto, no? Non Sì, l'avevo neanche visto. per quello. Facciamo No, finta che questo non è neanche per quello. impresa. Facciamo finta che c'è un cavallo che lo difende. Perché questa spinta non mi piace? Perché indebolisce... quando spingi indebolisci qualche casa, questo è poco ma Sempre. sicuro. Quello... Quindi... Ah, perché gli apro anche l'alfiere di nuovo. Bravo, gli riapri l'alfiere. Gli riapri l'alfiere, giusto? Giusto. Quindi questo è... Così gli dai proprio massimo azione. E soprattutto, quindi a lui gli fai un favore, ma a te stesso cosa succede? Che- Cioè, indebolisco il pedone in E5. Parlami del tuo di alfiere. Dove sta il mio alfiere? Quello. Ah beh sì, perché l'alfiere nero, che è l'unico che mi è Bravo. rimasto, e metto i pedoni sulle case nere, Bravo, è un autogol. bravo, 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 bravo. Sì. Quindi dovresti cercare di mettere ovviamente i pedoni su una... Quindi la corretta struttura era questa. C6, metti i pedoni sul bianco, ti esce questa catenina qui bianca e c'è l'alfiere nero. Certo. Quindi D4, vediamo la valutazione del motore. Vabbè, senti, c'ho voglia di andare in analisi. Ok, qui esatto, cade il pedone, quindi questo era più grave di tutto, diciamo. Oh, gli prendi l'alfiere, giusto? Giusto. Donna di 6, cavallo che se ne va. Ok, la regina entra un po' in gioco. Qui hai giocato questa. Qui già non è facile capire cosa giocare. Allora, il mio obiettivo era far spostare il cavallo per prendergli la torre. Questo era, Ah, ah, francamente. ah, ah, ah. Bella. Ha senso, ha senso, ha senso, ha senso allora. Però Bella. alzando lì gli ho fatto il buchino per il suo di cavallo. Ok. Però questa mossa qui che vedo che giochi è vantaggiosa per te. Perché è vero che fate torre per torre, ma dopo, Eh sì, io ho i pedoncini. no, ti prendi anche il suo Ah cavallo. sì, certo, certo, Perché la sì, sua sì. torre è gratis. Questa torre costa. Sì, sì. Quindi, ok. Ok, e qui esatto, vai in più 2 alla fine. Alla fine ti trovi con un pezzo di giro in più. Alla fine di tutto ciò. Ottimo. Ok, regina, sì, non è intrappolata in realtà. Però, ok, ti sei creato lo spazietto. A sto giro lo spazietto forse l'avrei creato così. Perché solo l'alfiere scuro che mi Mm. entra in fianchetto. Così mi vai a mettere un altro pedone sul nero. Quindi fai molta attenzione quando c'hai l'alfiere di un colore, in genere i pedoncini vanno sul colore opposto. Quindi spaziato per il re. Esatto, vedi che già su E5 il tuo alfiere soffre, già quasi non sa più dove andare. Mentre magari con G6 se ne rientrava in fianchetto. Ok, esatto, E5. E qui sì. Mm, sì, qui forse adesso c'è almeno una casella buona. Esatto, esatto. Ok, la tua donna è fuori gioco, vediamo se la riporti dentro, ottimo, così chiedi anche il cambio di regine, Ma questa non è ottimo. finita questa partita. È finita? Sì? Sì, 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 è finita. Eccola. Ok, qui se proprio non volevi rischiare zero c'era questa. Mhm. Ok, pedone passato.
Ottimo che chiedi il cambio. Beh, qui proprio glieli mangi tutti. Ok, qui c'è anche la torre sotto. Bella, bella. No, ho giocata bene. Bene, Ste, proviamo ad andare live. Certo. Aspetta che ti faccio condividere. Vai, vai, vai. Voglio vederti carico. Ah, io voglio il nero, io voglio assolutamente il nero. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Dai, speriamo Vediamo che cosa sia mi il nero. capita. Sì, Eccolo, uscite. eccolo, eccolo, eccolo. Vuoi mettere tutto schermo? Ah, niente, non mi ha fatto quello che speravo. Ok, Niente. Sì, ok, metto tutto schermo. Va bene, dai, giochiamo. ok. Eh, terribile, Ok, qui. puoi accettarlo o puoi difenderlo. Sì, Quindi, ti questo è il dico che famoso gambetto di Don. ho fatto una partita uno di questi giorni, non l'ho accettato ed è andata male, malissimo. Ma proprio male. Scegli tu, sono modi di giocare. Credo di aver difeso così Esiste questa, con questa esiste. Si C6. può difendere sia con un pedone o con l'altro. Col cavallo che vedo che ci ha messo la manina, no, perché ti ritroveresti col cavallo al centro e lui dopo spinge 4 e c'è il Sì, centro sì. gratis. Mm-mm. Senti, oggi Va lo bene, tanto penso accetto. che non sappia neanche lui come giocare perché nessuno accetta mai, quindi lo spiazzo. Ottimo. Ok, adesso il cavallo qui, sicuramente lui poi mi avanza con questo e per ora mi darebbe un po' di fastidio. Quindi, ovviamente, se metto il cavallo qui, lui scende con questo e anche lì, vedi, questo è il problema di Di non questo, avere il centro, di certo. non avere il centro. Cioè, proprio. Fammi capire, perché è impossibile che io non possa uscire con nessuno dei due cavalli. Se io metto qui, lui scende con questo, pazzesco, eh? Pazzesco. Quindi questo, lui viene qui, e beh, io lo metto qui poi il cavallo. Non lo so veramente. Ok, ok. Cioè, si può alla mossa 3 già essere in pappa. Eh sì, perché diciamo che hai il pedone in più, però a costo del fatto che lui è al centro, quindi sicuramente soffri, perché hai accettato il gambetto di donna, Sì. e quindi ci sta che soffri. E E quindi il pedone in più comporta la sofferenza, sì. Mm, mm, mm. Ok, mi aspettavo che spingesse. Sono contento che non abbia spinto. Sono contento perché a questo punto io quasi quasi vado su di questo. Lui prende, io prendo, lui viene qui col suo pedone. Siamo punti a capo, però almeno. Se. Prima ancora di spingere, ovviamente, perché non voglio chiudermi, Non esco con male, questo. non male. Inchiodi il cavallo che è difensore di D4, Mhm. quindi ha assolutamente senso. Tra l'altro lui donna B3, quella uscita di donna diagonale, non può farla perché c'è il tuo pedone al momento. Donna. Sì, quella che facciamo noi per Mhm. punire B Bologna. B3, ah, certo. Esatto, quella che facciamo noi per punire quando il nero esce con l'alfiere Sì, Campochiaro. Non la può fare perché c'è il tuo pedone. Se la poteva fare, era pericolosa. Se la poteva fare. sì, tu dici per attaccare. Bravo, bravo, sì, 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 sì. Perché in genere il nero non può uscire con quell'alfiere subito. Però sto giro può.
Non- Adesso c'è della tattica imminente, cioè se lui non prende Mm. provvedimenti, cosa succede? Che perde questo. Bravo. Quindi devi aggiungere un altro difensore lì sopra, c'è poco da fare. Perché, esatto, l'ho appena aggiunto. Quindi i suoi due difensori sono alfiere e donna, il cavallo non conta perché è inchiodato. Adesso mi viene da pensare che se io prendo questo cavallo, o si doppia i pedoni, però doppiandosi i pedoni qui, secondo me non li faccio granché male. Perché se scende con la regina ha di nuovo un solo difensore, perde un pedone. Se invece prende, si doppia i pedoni. Però non so se gli faccio veramente un danno doppiandosi i pedoni. Piuttosto forse dovrei semplicemente... Però se prendesse con la regina io vado a +2 a quel punto. E lì starei un pochino più tranquillo. Bella domanda. Ma noi che abbiamo sempre detto di sviluppare i pezzi, no? Sì. Quindi io continuerei con il piano. Allora, mi piace che non ti sei mai focalizzato in nessun modo di cercare di tenere quel pedone in vantaggio, quel pedone C4, che lui in qualsiasi momento te lo può catturare con l'alfiere. Qualcuno si incaponisce cercando di No, difenderlo, ma cioè, vai a cercare grane. sì, sì, sì. Ok. Lui vuole spingere questo. Adesso gli blocco anche questo cavallo. Non l'ho mai fatto in vita mia. E non so neanche se sia una Fatto buona qui, cosa, inchiodato qui. sinceramente. Ah, quando sappi che quando metti l'alfiere lì sei, diciamo, ti stai dicendo che prima o poi sei disposto a dare l'alfiere sul cavallo, quindi fallo solo se sei disposto a cambiare l'alfiere. Non sono disposto a cambiare tutti e due gli alfieri Mm. subito, però, Ok, ok, ok. vabbè, metterla qui, intanto mi sembra molto... No, non è male qui. Io vengo qui, lui spinge questo, Per chi è buona questa spinta? sempre buona per me, Sì. sono sicuro. Spinte tu le odi. Sì, ti crea il buco su D5. Ti crea il buco proprio. Quindi a quel punto poi mi sposterei Bravo, l'alfiere sì, sì, è dopo. vero che perdi un tempo, sì, sì. Però lo invogli, no? Lo invogli a spingere. Pedone di 4 diventa arretrato, è come la partita di prima. Cavallo B5 ti sta sulle scatole, eh? Il suo cavallo che arriva Ah, in B5. mi stavo chiedendo come poteva andare il mio su B5. Il suo qui. Tac, Ok, niente. scusa? Ah, ok, Si è ripreso il pedone, il famoso pedone. certo. Cavallo B5, dicevi. Minaccia l'alfiere qui e minaccia qui. Mm, No, così ti chiedevo se ti faceva paura o no. Tutto qui. sì e no, sì e Ok, no. Cioè, se mi mangia l'alfiere mi tiro fuori la regina. ok, ok, ok. O addirittura mi rinforzo il centro, Ah, forse. anche. La possibilità. Adesso sto pensando, se metto il cavallo qui, di nuovo per incentivarlo a spingerlo. Bravo che l'hai vista, No, bravo. però fa la forchetta, qui fa la forchetta ed è un disastro. Bravo che l'hai vista. Quindi il cavallo, secondo me, va per forza qui. Vedo altro, o c'ho altro in questo momento.
Cavallo qui. No, io verrei qui. Ok, logica questa mossa. Che cosa... Cos'è che crea? Che mi suona anche un po' d'allarme. Cos'è che ha creato questa mossa? C'è una sirena interna che mi dice... "Ueu, ueu, ueu". Certo, era l'unico posto per quel cavallo sviluppabile, quindi sono d'accordo che prima o poi il cavallo andava lì. Inchiodatura? Sì, Qui? quella arriva, però non sono tanto preoccupato per quello, tanto per... che probabilmente è la mossa migliore da fare adesso, in questo momento, quindi è giusto che tu l'hai fatta, però... Silenzio di tomba. Non ho studiato. No, no, no. E qui essenzialmente ho visto che ha chiuso la via di fuga dell'alfiere Camposcuro. Quindi se lui Ah, ti avanza quel famoso pedone, adesso l'unica proprio che può andare è B4. E poi glielo devi dare sul cavallo perché non ha veramente altro futuro. Credo, eh. O forse puoi fare una manovra di può triangolo, tornare qui, esatto, sì. esatto. Attacchi il pedone centrale. Tutto qui, però, ripeto, credo che era la migliore. Mm. Allora, adesso la vedo tantissimo questa. C'è un attacco doppio e protegge allo stesso tempo quello che lui sta per attaccare. Devo solo capire se vedo un abbaglio. Perché lui che può fare se io vengo qui? Lui può venire qui e darmi scacco. Ti dà scacco. Vai un po' in profondità, quindi scacco e attacco sul cavallo. Scacco e attacco sul cavallo. Io posso o tornare indietro semplicemente col cavallo, oppure con l'altro cavallo venire qui e proteggere ancora il mio cavallo. E il mio cavallo continua a minacciargli l'alfiere. Oppure c'è altro. Allora, abbiamo detto io vengo qui. Lui viene qui, mi dà scacco. Devo per forza venire col cavallo, altrimenti lui si pappa il mio cavallo. Oppure... oppure tornarmene semplicemente indietro con il mio cavallo. Eh, sì. Uniche due mosse? C'è nient'altro? No, c'è alzare il pedone, ma è sbagliato perché si pappa il cavallo. Ok. C'è... Ok, tranquillo, gioca pure, non voglio metterti... posso difendere con la regina. Lui me la mangia, io gli mangio la regina, perdo l'arrocco, però siamo sempre lì, poi lui ha il tempo di spostarsi. Niente, non vedo altro. Ok. Ci credo che lo scacco te lo farà. Magari sì con la regina, perché è vero che ti può dare scacco anche dal fiere, ma penso che te lo faccia di regina. Ma andrà come dici tu. C'è anche lo scacco in A4 per dire il vero. Per dire il vero. Ah, Però o A4 o B5 che dicevi tu, cambia poco, cioè col cavallo una posso delle sempre due. fare... È bruttissima col cavallo perché me lo inchioda. Ah. Allora, me lo inchioda, però allo stesso tempo c'è da dire che perdo. Cioè, ho sempre l'alfiere, il suo alfiere in presa. Vediamo, magari adesso quando mi farà la sua mossa, vedo anche altre
Possibilità. Per ora non le vedo. Cos'è che avevi detto tu? A 3? No, non ce l'ha. A 4. A 4, giusto, sì. Sì, sì, sì. Sì, perché lui deve tenere anche l'alfiere per forza, cioè con la Mhm. regina lui deve scappare e tenere Sì, sì, l'alfiere. sì. È O qui l'unica. o qui. Lei è bravo, le uniche due, bravo. Eh. Va bene, va bene, va bene, va bene. Calma, è sangue freddo. Mi verrebbe da dire questa. Adesso ce l'ho io il problema che devo difendere il re e proteggere il cavallo. Io non ne vedo proprio altre che salvino capra e cavoli. Ok. Poi sul pedone qui o semplicemente mi prendo qui l'alfiere, lui potrebbe Interessante. mangiare il cavallo e io col mio cavallo faccio qualcos'altro. Potrei addirittura scambiarlo per l'altro Interessante, alfiere. interessante. Penso che sia questa. O se no più semplicemente torno indietro. Fine delle idee. E forse sarebbe anche più sicuro. Però non avrei più poi scende qui, fine. Mangio qui, lui scende, io rimangio con il cavallo, lui mangia col cavallo, ho perso un pezzo. Me pare. Quindi vado con questo. Bravo, mi piacciono tantissimo i ragionamenti che stai facendo, non lasci nulla al caso. E bravo che avevi visto che lui c'ha la discesa del pedone di 5 giocando sull'inchiodatura, perché il cavallo in C6 è inchiodato, no? Quindi bravo. Tutti questi ragionamenti ovviamente costano tempo. Costano tempo, però nei momenti critici bisogna ragionare. Il problema è che sono sempre momenti critici, tutto momento critico. Andavamo a 3, che siamo alla mossa 9. Che poi esatto, sembra che siano passate 40 mosse. Eccola Eccola. là, eccola là. Giusto una cosa voglio calcolare. Io mangio, lui mangia e... Fine, fra l'altro, qui non ho neanche più... C'ho il nulla, non c'ho. Allora, no, piuttosto, quello che avevo detto. Qui mangio. Lui potrebbe o mangiare di pedone, e in tal caso mi viene da chiedermi... po. Mi viene da chiedermi, mangio l'alfiere? Lui ovviamente a quel punto è obbligato a mangiarmi il cavallo, altrimenti... No, potrebbe anche mangiare quel pedone e minacciarmi... Ma che minaccia? Io vado. Mhm. Vado. Secondo me lui adesso mangia di regina e io salvo quel cavallo. Secondo me lui va qui e io questo cavallo lo tiro in salvo da qualche parte. Diversamente lui mangia qui, perché poi c'è anche il problema che io li posso mangiare qui, ma lui mi mangia questo pedone, Bravo, scacco di scacco di scoperta. scoperta e va a donna, va a donna. E ti mangia la torre. Sì, questa è Ah, devastante. mamma mia. Sì, vediamo se c'è modo di difendersi. Quindi immaginati che lui faccia pedone per cavallo.
Pedone per cavallo. Brutta, 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 brutta. Wow. Oh, Grazie. va bene, va bene. Ok, dobbiamo portare in salvo questo cavallo. Allora potrei intanto catturare qui e lui mangia qui, stessi problemini. Mangio qui, lui mangia qui e mi ritrovo con un attacco qui e un attacco qui. Bravo, bravo. Mangio qui e li minaccio regina. Doppio attacco sul cavallo, lui ovviamente mi mangia qui assolutamente. Io vengo qui con l'alfiere. Non è male. Ti dirò che lo so che la coppia di alfieri vale. Ti dico che io preferisco avere i cavalli, però. Ok. Eh, Però questa è buona, secondo me. Anche secondo me, anche secondo me. Anche secondo me è molto buona. E se ti mangia il... Vabbè, niente, niente. So, se ti mangia il pedone in E6 a un certo punto... Ok, niente, niente. Pensa alla partita abbiamo poco tempo. Secondo me hai pareggiato il gioco. Cioè, se nel momento in cui riesci a roccare, hai pareggiato il gioco. Vedo un po' male quell'alfiere campochiaro tuo. Tu dici il pedone in E6, questo, Sì. che però si riprende con l'alfiere, volendo. Se ti gioca F3 adesso, pedone F3, Ah, sei costretto a abbandonare... No, di uno, anche di uno. Sei costretto a abbandonare la diagonale. mm, mm, mm. Che tra l'altro lui vorrebbe arroccare lungo per metterti la torre in faccia alla donna. E l'unico che glielo impedisce è proprio quell'alfiere lì. Quindi credo che F3 è la prima scelta. Mamma mia, l'ha sentito. Non è che c'è il microfono aperto. Non c'è tanto. Sì, sì. Sulle mosse veloci gioca veloce così recuperiamo tempo. Lui l'ha fatto per fare la Rocco lungo, credo 100%. Mamma mia. Stavo pensando a questa invece, che questa mi dà ancora più fastidio, sinceramente. Questa mi dà ancora più fastidio. E sai che avere tutti e due gli alfieri qui, adesso tutti e due sospesi, mi Sì, fa tanta paura. sì. Sono tentato di scambiare, non so, un alfiere. Sì, due Un cavallo. sospesi fanno paura anche a me, sinceramente. Anche a me fanno paura. Ah, vado. Approvato, approvato, approvato. Approvatissimo. Cioè, vorrei difendere Chiaro, questo pedone qui per chiaro, non crearmi pedone isolato. chiaro, chiaro, chiaro. E se dovessi farlo lo devo fare adesso, perché appena arrocco lui me lo mangia. Con scoperta sulla donna. Solo che non so come difenderlo, perché se metto la donna qui, per evitare la scoperta, lui mi pappa questo. Mm, E se la metto qui, c'è la scoperta sulla donna, sì. però io poi me la metto qui la donna. Quindi, giusto per il momento, faccio così. Sbagliato? Ma E7 l'avrei messa sul nero. Non so perché, quel mio intuito Sì? mi diceva, sì, mi diceva lì. Vedo che c'è un po' più di Ah, mobilità. non era... Era comunque protetto dalla donna, certo. Sì, il problema è che quando ti mangerà il pedone lì davanti al re, la donna mangia e quello rimane scoperto, sia nella regina dove hai messa tu, sia dove avevo intenzione di metterla io. Quindi, ok,
Brutto. Bruttissimo. Niente, c'è saltato l'arrocco corto. Mamma mia, che brutto. Faccio il rocco lungo. Yes. Ok, lui è solo più uno, eh. Non mi piace il nostro alfierino che è bloccato, però pian piano adesso lo dobbiamo rimettere in gioco, ma credo che ci rientrerà. Adesso calma, ma solo un pedone. C'ha un sacco di tempo in più, l'infame, però non è tutt'altro che persa. Allora, forse è un'idea. L'alfiere qui che protegge i due pedoni. Poi torre qui che minaccia la regina. Ok. Ma sai che questo mo glielo mangio io quasi quasi. Ha talmente rotto le balle. Mamma che fastidio. Oh, ma Mamma basta fare man mia. bassa di Mamma pedoni. mia. Sta facendo incetta. No, non posso perché io avrei questa che è un attacco doppio su questo e sull'alfiere. E... Però prendo solo un tempo, lui si sposta con l'alfiere. Però lo faccio Sì, anche io l'avrei fatta onestamente. Almeno ti sei tolto dall'attacco a raggi X della torre intanto. Hai guadagnato un tempo perché c'è il tempo sull'alfiere. Quindi o ritorna in difesa con la... Ma no, secondo me è buona questa, eh. Buona. O lui c'ha più due di materiale, un pedone lo dobbiamo recuperare per forza. Mh-mh. Ma tu sai che io questo glielo mangio così quasi adesso. Tanto lui mi mangia, io glielo rimangio e un pedone isolato ce l'ho Sì. comunque. Piuttosto adesso che non c'è neanche più la donna, quasi quasi glielo mangio. Ok, hai ritirato l'alfiere. Perché sono in batteria, però lui rimangia. In realtà se Adesso rimangia se lo isola lui il pedone, ade no? eh sì, ma non solo, adesso lo perde. No, non lo perde, ahia. Bravo, bravo che l'hai vista, bravo. Ok, lui potrebbe giocare, se fosse un giocatore pro, adesso ti gioca donna per H8, se fosse un pro. Perché alla fine di tutto... Ok, niente, niente, niente. Gioca che abbiamo poco tempo. Sì, perché mi mangiava le due torri. Ok. Bravo. Non è un giocatore pro. Non lo è, non lo siamo. C'è questa, però no, non c'è, non c'è. Ok, salviamolo il pezzo, salviamolo, sì. Salviamolo. Potrebbe scendere con questo adesso. Ok, intanto abbiamo tempo, ottimo, ottimo. Attenzione appunto al tempo. Uh, Va bene, mi giochiamo sta veloci. massacrando, mi sta Tranquillo, massacrando. tranquillo. Giochiamo, giochiamo. Sta giocando in modo preciso, è molto preciso. Bravo, sta giocando bene. Mm. Cambio delle torri, poi vado qui e provo a prendermi l'altra in quel modo. Boh, non so, non so più niente ormai. Sei sicuro di questa mossa che hai fatto? No, 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 la prende. Ah, la prende, è finita. È Perché eri finita. convinto di avere l'altra torre? Sì, 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 sì. Ok, ok. Niente, matto. Magari non la vede, oh. No, no, la vede, la vede. Adesso ci scriverà qualcosa in chat. In genere, prima di sti matti qui, scrivono una cosa simpatica in chat. Stupido. Esatto, esatto. Un insulto. Thanks for your point.
Sì, esatto. Eccola qua. Ok, ok. Ottimo. Allora, no, devo dire che anche qui non voglio difenderti, ma ha giocato bene l'amico Fritz. Ha giocato molto bene. Rivediamola perché questa merita visione, merita visione. Allora, troviamo una difesa contro il gambetto di donna, così iniziamo ad ampliare il nostro repertorio d'apertura. Allora, questa qui si chiama difesa slava o semislava, dipende poi come si evolve dopo, e l'ho giocata per tanti anni, mi sono trovato parecchio bene, perché a differenza di questa non chiude l'alfiere, no? Quindi questa l'ho giocata spesso, solo che qual è la fregatura di C6? Che giocando C6 stai rinunciando un giorno a giocare C5, per lo stesso discorso di prima, non fai mai C5 in due tempi, o lo fai subito o non lo fai mai. Quindi C6 ti togli in futuro C5, noi sappiamo che nelle partite di donna C4, C5 sono spinte molto importanti, no? E quindi c'è anche la possibilità di E6, che sembra un po' passiva, perché ti chiudi in effetti l'alfiere, ma in caso di cambio ce li hai tutti e due aperti. E in caso di non cambio sei velocizzato nello sviluppo. Cioè, scusa, sì, nello sviluppo e quindi nell'arrocco, perché qui non hai dato nessun via libera a questi pezzi, mentre così, una volta che fai cavallo, alfiere, sei già pronto per arroccare. Questa si chiama la difesa classica, ortodossa, qualcuno la chiama, e sinceramente è tanto semplice quanto forte. Cavallo e 6, quindi c'hai questi pedoni quasi in stile colle, diciamo. Hai questi pedoncini qui. Cavallo qui, l'alfiere in E7 senza sapere leggere né scrivere, senza mandarlo da nessun'altra parte, arrocco. E poi, esempio, giusto qualche esempio così. Sparo, sto facendo un po' di mossa al Rocco. E poi se c'hai sbatti, giochi C5. Magari la prepari, no? Tipo così? Che ne dici? Mm. Poi cosa alfiere magari uscirà in fianchetto perché qui abbiamo capito che non esce. E questa è una possibilità. Oppure se ti piace giocare un pochettino più tricky, tipo il trucchetto che abbiamo noi con Nero contro i 4, c'è il gambetto Budapest che mi piace tantissimo, che però prende il via solo dopo D4, cavallo F6, che è quella che giocano i top player. Cavallo F6 sviluppi un pezzo e fa lo stesso scopo di D5, cioè D5 impedisce che il bianco possa giocare ai 4 e cavallo F6 impedisce che il bianco possa giocare ai 4. Per questo i top player giocano questa, perché hai già un pezzo fuori e non ti esponi, cioè non hai mosso i pedoni, quindi non si sa che struttura pedonale andrai a fare. Quindi modo un po' per dire, io ho tirato fuori un cavallo, vediamo, vediamo che cosa fai tu. In caso in cui, ovviamente lo scopo del bianco è sempre fare questa, quindi o gioca cavallo C3 per giocare subito questa, ma nella partita di donna si è tappato la famosa diagonale, eccetera. Quindi il giocatore bravo, prima di tapparsi la diagonale, prima gioca questo, poi mette il cavallo in C3 e poi ti gioca i 4, che è il sogno di ogni bianco. Ma il gambetto Budapest. Babam. Piccolo spoiler, c'è una lezione completa intera sull'Accademia di Mattoscacco, su come giocare questa in maniera molto tricky ed è figo. C'è un pedone, cioè, soprattutto secondo me a questi livelli qui non l'hanno mai vista e quindi cioè, li porti fuori dal loro mondo. Abbiamo visto quando li porti fuori dal loro mondo, quello di prima ti aveva lasciato l'alfiere in presa, in apertura. Da bianco ti viene voglia anche da accettare. Non è che perdi, cioè, tempo sul cavallo. Mhm. Bisogna scappare. Scappo e intanto me la riminaccio. Non so cosa fa, cavallo F3 per cercare di tenersi il cavallo. Mhm. Cioè, se fa H3 subito, me lo riprendo e siamo pari. Cavallo F3, sparo. Adesso ho anche cavallo C6. Sviluppo un altro pezzo ed entrambi vanno per riprendersi questo.
me lo voglio tenere a tutti i costi, me lo voglio tenere a tutti i costi, tiro fuori questo. E c'ha anche lui due difensori, giusto? Mhm. Noi per mettere un terzo attaccante abbiamo regina e7. Il problema è che su regina e7 lui può mettere un altro difensore, donna d5. Ce l'ha, donna d5 ce l'ha sempre. Però prima di giocare donna e7 bloccando l'alfiere, gli si schianta l'alfiere. Lo si schianta bellamente. E poi si gioca donna e7. Se lui se lo vuole tenere a tutti i costi, cosa che può fare assolutamente, a questo punto questo cavallo, se torna qui, me lo cattura e mi distrugge. Però se non faccio niente, la prossima H3 io ho perso il cavallo. E quindi qui sembrerà strano, ma si gioca questo. Così in caso di H3 il cavallo può andare qui. E ora non gli succede granché. E in caso di questa il cavallo torna alla base con tempo sulla donna, su Arrocco c'è già la colonna F aperta, si giocherà D6 perché abbiamo l'alfiere campo chiaro che ci è rimasto, quindi si mettono i pedoni sul nero e secondo me esce una partita molto molto dinamica, incasinata, però se uno è stile da gambetto secondo me è molto interessante, soprattutto per il fattore sorpresa. Se invece dici, guarda Cristian, non voglio sbatti, allora difesa classica, cavallo F6, alfiere 7, Arrocco, poi si gioca. Mhm. Non me lo ricorderò mai di Gambetto Budapest. No, 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 Me ma lo devo rivedere 10 volte prima di... giochiamo semplici. Un'altra cosa carina, secondo me, sull'ICES soprattutto, perché non so qui su chess.com come si fa a giocare contro il computer da una situazione impostata. Si Fammi può, vedere se si può. possiamo, ma tipo da qui, sicuro c'è il modo, eh? Sì, l'ho fatto, credo che sia... Add game. Sì, su quelli lì forse. Porca vacca. Forse qui. Forse qui. Vabbè. Abbiamo visto che la tua partita è andata in questo modo, che tu hai accettato il gambetto e lui si è preso il centro. In realtà sono quasi certo, spero di non essere smentito, che qui la migliore per il bianco è E3, non E4. Perché per quanto E4 è ambiziosa e sembra super power, credo che ci sia la smentita teorica. Vediamo se è vero. E3, E4, pensa, E3, io mi ricordo che E3 era la migliore. Ah, sono lì. Io mi ricordo che E3 era... Aspetta, fammi prendere un attimo l'ICES, perché secondo me l'ICES ci dà un altro risultato. E sai che è più forte il motore di l'ICES, no? Sì? Sì. Ok. Ho visto che qui si possono scegliere anche i motori su Ah, non lo chess.com. sapevo! Sì, su settings credo che si possa scegliere il motore. Su settings. Cioè qui, questa rotellina qui. No, Aspetta, questa qui, settings. Ah, prova a farlo. Ah, sì, ok, devi uscire proprio dalla partita. Sì. Ok, vabbè, comunque sia, senza farla lunga. E 4. Quando chi gioca e 4 deve avere veramente nessun pelo sullo stomaco perché diciamo che sono ultra attaccabili. Per esempio, cavallo C6, che è quella che hai giocato tu, se non mi sbaglio, è la prima del motore perché tu vai subito Mhm. ad attaccarli. Cavallo F3 che è quella che ha giocato lui. E alfiere G4 che è quella che hai giocato tu, tutte prime del motore, cioè crei veramente problemi. Qui lui ha giocato alfiere 3 che in realtà è la terza scelta. E 6 forse hai giocato? Forse hai giocato i 6 davvero, che è la prima scelta del motore. Hai giocato da GM un'apertura che non sapevi. Cavallo C3 lui ha giocato, se non erro. Avete giocato da GM tutti e due? E alfiere B4, attenzione! Tutte prime scelte del motore. Alfiere C4, anche lui ha giocato. E qui... Ah, e qui lui consiglia di dare questo. Avrebbe dovuto Ok, giocare così, ovviamente. se no perdevo un pedone, ok. Esatto.
E donna F6, ok, donna F6, pressione Ah, qui bello. e Sì, 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 sì. pressione qui dopo l'arrocco lungo. Cioè, bisogna avere un po' di fegato per giocare come ha giocato il tuo avversario. Fatto sta che il gioco del bianco comunque è comodo, quindi per riassumere non lo prenderei mai questo. Non lo prenderei mai perché gli togli il controllo sul centro che hai, quindi sì, E6 giocherei. E6 cavallo. Questa te la ricordi facile secondo me, perché Sì, sì, questo va sì, sì. difeso o con C6 o con E6. E6 e poi qualsiasi cosa accada, questa. Addirittura in un corso che avevo visto fatto da un GM, questa la gioco anche nei tornei, oddio, sto dicendo il mio repertorio. Tutti qui giocano cavallo F6, se accendiamo il motore, cavallo F6 credo che è. Mhm. Cavallo F6, lui suggerisce alfiere 7, che l'avevo vista ma è scomparsa. Alfiere 7 perché? Tanto alfiere 7 la devi giocare, perché l'idea è cavallo F6, alfiere 7, arrocco. Se tu giochi prima alfiere 7, ti impedisci l'inchiodatura, perché se giochi questa gli fai venire una voglia matta di fare questa. Mhm. Alfiere 7, ah, brutto infame, escimi con l'alfiere qui. Quindi se lo chiude l'alfiere e poi tu tranquillamente esci. Mamma che perla! Che perla! Ste, comunque, ho visto veramente un salto di qualità nel tuo gioco, veramente, veramente, e anche nel calcolo, nella precisione del calcolo. Volevo farti solo vedere una cosa, scusa, nella partita, poi ti lascio libero. Nella partita che abbiamo fatto, volevo farti vedere una cosa fondamentale, fondamentale. Poi ci siamo messi a vedere altre cose. Una difesa che ti avrebbe aiutato. Non credo che in questo caso ti aiutava, ma ti può servire in futuro. Quando è arrivato il mega casino, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Quando ti è arrivato il mega casino qui, che tu giustamente ad impulso hai visto questa che è bellissima. Attacca 2 e difende. Però cavallo sospeso e quindi scacchi, rotture di balle. Quindi vedo un cavallo sospeso, vedo la possibilità per lui di dare scacco, che l'hai vista, cioè tu l'hai vista la possibilità di dare scacco. Forse ti dico che qui forse avrei giocato a Rocco. Questo pedone te lo faccio anche prendere e dopo torre qui. A parte che me lo riprendo. Ma anche se non me lo fossi ripreso, che lui aveva il pedone lì tenuto, già solo il fatto che tu devi fare un po' di zig zag con la donna per ritornare in gioco, per me era sufficiente, era buono. Ma non era questo quello che ti volevo dire. Quando il tuo cavallo è andato qua, lui ti ha fatto scacco e ora ci chiedevamo cosa faccio? Cavallo qui o cavallo qui? Giusto? Mhm. Tu hai detto C6 non funziona perché mi pappa il cavallo. Ah, Bravo, 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 bravo. In realtà sì, non sì, te lo pappa. funzionava. Tempo sulla regina e difendi. Che bella che era. Molto bella. E non so, sarebbe andato qui. La fregatura è che il cavallo non c'ha più rientri. Mhm. Però. Vabbè, no problem. Quindi questa qui, anche questo è un altro bug che spesso non si vede. C6 è bellissima perché tiene il cavallo e tempo sulla donna. Bello. Sì, se te lo ricordi, questa la puoi usare tante volte e i tuoi avversari in genere non la vedono perché è veramente silenziosissima. Mhm. Quindi il cavallo in A5 si può difendere con C6. Ottimo, bello. Bene. Christian, che dire? Secondo Dai, me no, ci no, sono siamo, ci veramente. siamo. Sì, 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 l'ho visto il salto di qualità del ragionamento, dei pensieri che non ti scoccia a calcolare, perché a volte uno si scoccia anche e gioca alla prima che gli viene in mente, invece bisogna calcolare. Perché se tu sai esattamente come va la partita, cioè, non puoi sbagliare, no? Se tu calcoli, solo che sai, a volte uno c'ha poco tempo, eccetera, non calcola, quindi. Ste, ti dico pronostico, faccio un pronostico. Sì, sentiamo. Secondo me, entro massimo 5 incontri, 6 a 5 1000. incontri. 6 a 1000. Raga, ve lo dico, questa serie sta per terminare. Non volevo dirvelo così, non volevo darvi questa brutta notizia, però la maturità è arrivata, la maturità scacchistica di Stefano ormai è giunta.
poi corona. Dall'oro. Va bene amici, spero che vi Vediamo. sia piaciuto. Come al solito lasciate un commento qui sotto che ci fa sempre piacere leggere il vostro sostegno e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao.